Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla partita della settimana. C'è il turno infrasettimanale, lo dico ovviamente a chi guarda il video in diretta. Oggi si chiude il girone d'andata e si gioca Milan-Genoa esattamente come nella stagione 92-93. Il periodo non è lo stesso perché qui parliamo del 24 gennaio del 1993, però è l'ultima giornata d'andata esattamente come allora. Il Milan capolista era partito a razzo, segnando una valanga di gol e subendone anche più di uno, insomma non era la difesa rocciosa classica delle squadre di Capello. Poi dopo l'infortunio di Van Basten a novembre il Milan comincia a segnare molto di meno, inizierà una lunga serie di partite vinte per 1-0, tutte partite consecutivamente vinte dal Milan per 1-0, tra cui questa contro il Genoa, che nel frattempo non era partito benissimo in campionato, aveva già cambiato allenatore con Maifredi al posto di Bruno Giorgi, poi arriverà Maselli al posto di Maifredi e il Genoa riuscirà a centrare la salvezza. Questa partita qui la vince il Milan 1-0, una partita molto spigolosa, molto complicata per i campioni d'Italia, che vincono grazie al calcio di rigore di Savicevic al 78esimo. Qualche polemica del Genoa, mi ricordo, non tanto per il rigore assegnato quanto per un altro negato a Panucci, che ancora giocava nel Genoa, che fu la grande rivelazione di quel campionato, che finì a terra e poteva essere quello un calcio di rigore per il Genoa. Me ne ricordo abbastanza queste polemiche. Questo è il servizio di Milan-Genoa. In alto, in piccolo, vedete nel riquadrino c'è il calcio di rigore di Savicevic, che permette al Milan a una decina di minuti dalla fine di avere la meglio sul Genoa. Ecco, servizio del Guerisportivo dell'epoca. Milan campione d'inverno e che poi diventerà campione d'Italia anche alla fine dell'anno. Il Genoa riuscirà a salvarsi con un pizzico di ansia, con qualche patema, e riuscirà ad ottenere l'aritmetica salvezza proprio nella gara di ritorno 2-2, col Milan già in festa per aver vinto lo scudetto la settimana prima. Vi faccio vedere anche le due pagine dell'album, le 4 pagine dell'album, 2 per parte, delle due squadre, se non mi si distrugge fra le mani. Questo è il Milan 92-93, che vince il secondo scudetto consecutivo con Capello, e questo è il Genoa, che dopo l'addio di Bagnoli ebbe un po' di paura, un po' di patemi per salvarsi, ma alla fine ci riuscì. Guardate che bello scudetto, dove sta? Ecco, del Genoa dell'epoca. Questa è la partita della settimana, questo Milan-Genoa, ultima giornata della stagione 92-93, ultima giornata del girone d'andata, e vedremo come finirà questa partita tra il Milan e il Genoa, e vedremo chi diventerà campione d'inverno alla fine di questa giornata. Ci vediamo domani, ciao!